Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo pronti per un'altra partita? Sì, certo. Un'altra partita a 5 minuti? Vediamo se abbiamo il bianco. Vediamo se prendiamo l'elo tra poco. Ok. Un altro giocatore senza elo. Cominciamo con E4, no? E4, no? Aggressivi. Sì, un po'. Ok, cavallo F3. Di dov'è il nostro avversario? Indonesia. Indonesi. Ok, facciamo Rui Lopez, no? Spagnola, no? Spagnola Rui Perché no? Lopez. D6, la Stainless, no? Variation. Ok, qua sempre di 4. Qua bisogna giocare di 4, no? Sì, no? Dobbiamo. Dovremmo stare un pochino meglio. Ora Ok, mangiamo qua. è possibile che sia meglio inserire a 6, no? Il cavallo F6 prima di giocare di 6. Forse sì. Ok, qua credo che devo mangiare di corsa, no? E lui deve mangiare di pedone. A me piaceva anche il cavallo, sì. E cavallo C3. Credo che questo è normale. Devi stare C5. meglio qua, no? Ok. Qua immagino che cavallo è 2, no? Forse Io pensavo in che il qualche cavallo momento- F5 fosse meglio. Io conoscevo quello con donna F3, un piano che da Ceparinov, ma credo che non. Adesso senza la donna in F3 non lo so, la verità, forse sì. E Sembra lui- che stai meglio in entrambi i casi, no? Ok, giochiamo un po' Sì. logico, no? A Rocco, A e lui farà cavallo F6 e forse F4, no? F4 possiamo già lanciare il pedone qua, no? Voglio magari E5. Secondo te chi sta meglio qua? Qua, ok, credo che io c'ho il centro, lui c'ha La coppia degli la alfieri. coppia degli alfieri che è sempre pericoloso, no? Ma Dovremmo stare un po' meglio, Sì. ma è squilibrata, sì, ok, adesso cavallo G3, forse cavallo F5 in qualche momento, no? Può no? essere Magari a buono. volte una rottura con E5. Sì, qua devo pensare che fare, no? Forse torre 1, forse donna 2, cavallo F5 mangia qua, ma non lo so, perché io pure posso mangiare là. Interessante, no? Io penso che... Sì, credo che il cavallo F5 deve essere interessante, no? Sì. Perché no? Sai, io avrei giocato semplicemente B3, alfiere B2. Cioè avrei giocato B3, alfiere B2, donna D3. Penso che in ogni caso devi stare meglio, no? Sì, Ti sì, sei sì. riservi con le... Adesso Sì. entri in una... Qua il problema è che ho visto E5 in questa posizione che pareva interessante. L'hai fatta? Sì, sì. Ah, ok. No, ho capito Sì, che... perché se mangio e voglio fare donna G4 e Ah, ok, credo ok. che non può mangiare in D1 perché mangio e prendo alfiere o cavallo. Aveva visto questo e Ah, pensavo perché che... se dopo di per 5 F per 5 se ti cattura la donna è l'intermedio. E qua... che succede qua? Non Qua lo lo so. spazi via, no? Donna G4 pare buona, no? Questa la devo fare. Ti ha lasciato questa casella. E dopo vediamo che succede, no? Che dolori. G6 mangio un H6, immagino. E dopo F5, no? Forse? Boh. E non devi lo so. stare meglio. Pure E6, no? Può essere buona. Non lo so che fare, no? Ci stanno un sacco Sembra di... completamente vinta in tutti i modi. Ok, se mangio un H6 fa re H7. Pure posso fare la donna H3. Interessante. Ma c'ha re G7. Ma non Vedo- dicevi F5 prima? Sì, ma mi mangia in E5. Ah, Tu posso mangiare o qua. F7. Sì, ok, mangio qua. Sì, in verità credo che questo deve stare stravinto, no? Sì. F5 è buono, voglio fare F6, Perché oppure posso mangiare qua su N4. Re H7. Ah, ok, su Re H7 F5, se lui prende in E5, dicevo forse anche cavallo per F7, Sì, perché sì, su torre sì. per F7 puoi prendere in G6 con la Con donna, col tutto, no? pedone, con attacco dopo. No, sì, E questo qua si vede a occhio. questo è una massacre, no? Però forse ora se ti prendi in E5 giochi cavallo per E4 e se ti gioca donna di 4 hai anche cavallo F2, no? Sì. Oppure puoi lasciarti catturare in E4 e poi gli giochi F6. E se ti gioca cavallo per C3 dicevi F6 intermedia, no? Sì, perché no? Ok, qua devo mangiare, perché no? Adesso F6 è un'altra minaccia. Ora ti potrà giocare donna di 4, no? Donna di 4 Sì, cavallo F2 è lo la più semplice, solida, no? Sì, perché no? La donna è super difesa, no? Anche dal cavallo in H6. Sì, no, qua sta perso, no? Completamente. Il materiale non è un'opinione. Wow. Ok, devo mangiare, no? Perché no? Sì, non C'è c'è un nessun pezzo inconveniente. in più, no? Forse può giocare donna di 4 per provare ad unirsi i pedoni, ma dovresti... Sì, ma questo che
F6, cavallo G4. Che posso fare qua? F6, cavallo F5 pure interessante. Non lo so. Ok, F6 devo farla, Devi no? farla, sì. Quella è... Sì, perché apri tutti i pezzi. A me piaceva forse la prima mossa che hai detto. E adesso che fare? Forse cavallo semplicemente qua, no? Perché così non mi cambia le donne e posso attaccare, no? Con Sì, donna a G4. me forse però piaceva di più cavallo G4. Ah, per mangiare in F6 e 5, sì, Perché pure. qua, Sì, la verità che... perché qua se ti cambia le donne cade un altro pezzo, se Sì, no sì, poi sì. gli dai male. Ok, adesso cosa Sì. facciamo? Ma io pensavo che qua semplicemente donna H5 donna H5, donna G4 per fare donna H5 per esempio, o H4, se toglie l'alfiere posso mangiare qua. Sa, questo deve essere stravinto, no? Abbiamo un minuto in meno, ma non dovrebbe essere abbastanza per No. salvarsi. Più 2 unità di materiale, ci dice chess.com. Oppure posso giocare tranquillo, uno fa re H7 perché vuole torre H8, immagino, no? Che faccio questa o semplicemente metto i pezzi a giocare, no? Che credo che Anche scacco tutte e devo... due le cose, no? Prima questa. Donna H6 forse per fare alfiere per G5, no? E smatto Che dolori. qua. Sì, qua penso che dovresti vincere, no? Se non vinco questo, dai. Se non vinco questo... Se non vinci questa smetti di giocare a Sì, scacchi. sì. Occhio che magari cade la connessione e poi non vinci. Va bene, quindi qua alfiere. Come chiameresti questa combinazione? Di alfiere per G5. C'ho un pezzo in più, allora no. No, non dico, po- no, non dico, posso- ma la combinazione alfiere per G5 che nome le daresti a questo tipo di combinazione? Boh, non lo so. Deviazione del difensore, no? Sì, ok, ma... Una Così posizione tu dici così che è così strapersa, completamente sì. vinta che non ne vale nemmeno la pena di dare dei nomi alle combinazioni. Però ok, sì, abbiamo un pezzo in più. Però è bello, no? Che l'alfiere in F6 difende G7 e noi lo vogliamo deviare sacrificando il nostro alfiere. Ora l'avversario non sa più cosa fare, di fatto è molto probabile che abbandoni. Sì, no, ma se posso giocare pure tranquillo, no? Alfiere 3, torre D1, dopo passo l'altra, cioè, è strapersa, no? Sì. Re debole qua. Abbiamo più tempo anche. No, qua devi abbandonare, no? Semplicemente. Un minuto. Ci sono quei giocatori che fanno scorrere tutto il tempo anche prima di abbandonare. Sì, non Pensi vogliono che, perdere, no? pensi che ci farà così o pensi che muoverà? Boh. Sì, credo che... Vuole far scorrere tutto il tempo. Sì. Ci dispiace per questa attesa, però penso che anche a molti utenti, no, capiterà che hanno l'avversario che gli fa scorrere tutto il tempo. Contento lui. Cioè, ci fa un danno perché ci fa perdere tempo, ma fa un danno anche a se stesso, no? A meno che stia lavorando al computer, abbia nascosto questa finestra e stia lavorando su altre finestre, quindi sta facendo perdere tempo solo a noi. Però va bene, adesso tra 10 secondi, tra 7 secondi avremo la meritata vittoria. 3, bello quando il tempo diventa rosso, 1, 0. Un'altra vittoria. Grande, dice che dobbiamo giocare altre 3 partite per ottenere il rating. Va bene, Ok, ci vediamo allora. Ah, sì, possiamo vuoi vedere... vedere? Sì, quello che ti dicevo io con... Alfiere di 7, cavallo C3, io conoscevo qua cavallo F6. Per esempio, Cioè, io conosco questa versione ah, allora forse ho sbagliato io, no? dove, Alfiere per no, G6 dove qua donna e donna F3 è F3. devastante, Sì, no? sì, 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 io volevo giocare quello, ma mi sono sbagliato, credo. Però, perché lui ti ha fatto C5 prima, ma non è cavallo F5 lo stesso? Perché comunque Credo che non è lo non stesso. è la stessa cosa. Sì, credo di no. Qua non gli piace. Ok, quindi era una cosa specifica di quella Sì, 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 posizione sì, lì. sì. No, semplicemente cavallo 2 e giochiamo a scacchi, no? Sì. Sempre posso fare F4 Ma, dopo. ma può essere che forse si può giocare prima cavallo C3 e cambiare in C6 dopo? Perché tanto cavallo per D4, qua questa donna al centro, che non Sì, può sì. essere. Qua dobbiamo stare meglio, abbiamo rotture in E5, qua arrocchiamo lungo, no? Sì, sì, Eccetera. sì, sì, sì.
So, a me piace di più giocare cavallo C3 e su cavallo F6 non Adesso entrare in andiamo questa donna cosa F3. qua, no? Sì, Con sì, F3. sì. E qua su C5, qua cavallo F5 era durissimo. Sì. Sì, sì. E se giocava alfiere 7 penso che c'era il 5, E no? Che era 5. devastante. Sì. Con attacco. Oppure cavallo F5 credo che si può giocare. Sì. No, qua sono sicuro che è 5. Su alfiere 7 e 5. Bam, è un massacro. Sì. E avevo visto, guarda, avevo visto con un allievo l'altro giorno una linea curiosissima. Sto cercando di ricordarmi. Cavallo G4, cosa faresti su cavallo G4? Cavallo per C6 posso? Cavallo per C6, deviazione, no? Perché io pensavo che qua abbandonassi il nero. Ops. Ok, cavallo per C6. Io pensavo che qua il nero abbandonasse dopo cavallo per C6. Beh, abbandonasse, stesse peggio. Beh, a parte che qua staremo meglio anche con altre mosse. Per esempio, io qua mi ricordo che dei motori forti dicevano che anche H3, donna G3 è chiaro vantaggio, no? Però io volevo vedere questa linea, te la faccio vedere per curiosità. E qua donna H4, stavo guardando, iniziano delle complicazioni. E qua a questo punto si poteva giocare G3, penso, no? E5 non si può giocare o... E 5 ti gioca a cavallo per H2 Incredibile. e ti attacca la donna e ti minaccia se sposti la donna cavallo F3 donna per H1. No, guarda, e l'avevo vista con un allievo, era divertentissima questa linea. G3 e donna H3 e adesso qua è possibile che la mossa fosse cavallo D5 oppure no? Sì, perché poi ho cavallo F4 pure, cavallo per C7. Cavallo D5, però su alfiere per C6 non mi torna. Su alfiere per C6 qua. Cavallo per F7, com'è quest'idea? Dovremmo stare bene, no? Qua? Sempre un po' pericoloso, no? Perché c'ho ancora... Ma anche per lui però, no? Già, sì. C'era una linea pazzesca, no? Che qua andavamo a prendergli tutto, no? Perché E5 qua il problema è che lui aveva cavallo per H2, no? Ma immagino che posso sacrificare, no? Con torre per H2. Forse era questa la linea. Forse era E5. Cavallo D5 era con E5 cavallo per H2. Forse era questa la linea. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. E cavallo D5. Incredibile, eh? Interessantissima, no? Mi ricordo che era divertentissima perché cioè il bianco voleva andare a prendere il pedone, c'erano queste complicazioni e qua allora se il nero gioca torre C8 cosa giochiamo qua? Penso che possiamo anche perché stiamo minacciando cavallo per C7 non è solo doppio, anche matto, no? Su torre C8 penso che vincevamo con cavallo per A7 e qua abbiamo un attacco decisivo. Se gioca donna G2 spostiamo il re e alla fine vinciamo, avevamo anche delle scoperte contro la donna. No, e qua guarda la linea quindi era alfiere per C6, cavallo F6, era una linea pazzesca. Ora deve prendere in F6, donna per F6. A questo punto secondo te il re deve andare in E7 o in D8? Normalmente immagino che ne 7, no? Però in D7 era peggio perché prendevamo con scacco. Qua abbiamo partita vinta, non mi ricordo se era E per F6 o E per D6. Non mi ricordo. Ah, aspetta. Era qua. E questa era una linea pazzesca che avevo visto. Ma anche E per F6 non è male, no? Questa mossa intermedia, no? Qua è molto interessante per noi la posizione, cosa te ne pare? Sì. Qua a questo Sicuramente punto possiamo vantaggio prendere la sicuro. torre ed era interessantissima questa posizione perché il re al centro e se ci dava scacco re E2, no? E poi potevamo giocare donna F3. Sì, era una linea pazzesca che mi ricordo che avevo analizzato recentemente se
se qua su cavallo G4 se prendevamo il pedone, però qua semplicemente su cavallo G4 stiamo a giocare H3, donna Sì, G3. questo è lo più pratico, no? Questa è la cosa più pratica, Sì, non sì. entri in complicazioni, non può far uscire l'alfiere. Poi dopo è stata una bella partita, hai vinto bene nel mediogioco. Va bene, ci vediamo presto con altre partite, vediamo Sì, se sì. prendiamo l'elo adesso su questo account.